questo gruppo, le Figureddi, hanno iniziato a provare solo da un mese, però non è questa la cosa che è importante. Presenteranno stasera una commedia in 3 atti di Pino e Rita Landro, che forse qualcuno di voi magari si ricorda e che si chiama Lo zitaggio di un anno. Io non mi voglio dilungare, voglio solo dire che questo fa parte insomma di tutto l'agosto su Terese 2017 e che questi ragazzi che veramente si impegnano anche tutto l'inverno lo fanno in modo gratuito. Questa è una cosa che io al posto vostro gli farei un applauso solo per questo. Poi l'applausi poi se li meriteranno in scena. A questo punto, siccome sono le 22, io vi posso dire semplicemente buon divertimento. Dai Murino, tanta volta spero me ne vai. Ogni mia tenere stato sazza di guia, pare che ha diventato fatto delle cotte, ha diventato manco lo tempo da affacciare lo naso a già finescia. E già ha cominciato a stranottare. Ma figlio che tu dici che non hai un è. La manora dice che sogna maestrato. Le manipote che ti copi una cosa, poi pennante manco mi viene a trovare. E io me ne gira così, senza che manco si ne adunano. Anche che sogno piccio strammato, tutte cose capisci. Come si sente, papà? Ancora ce l'ho lupito. Guarda che ho. Oh, papà, ma mi sente? C'è bisogno di gridare così, mentre nasci in le orecchie. Che ti pare sordo? Male, stai morendo. Stavolta vero ve lasso. Che tutto oggi no. Ma chiamo a fare vicinanza quando alle volte mi assolve. Sì. Papà, niente ave. Ma lo vuole capire con una venente? Ave anni che sta con Nange e ogni volta che ci piglia l'influenza dici sempre la stessa canzone. Intanto cae, un amoroso ancora. Ah, manco tutte le viaggia di vacanze in chino che hanno fatto fare a Domeschino di Parreno. Certo, sogno piccio, strammato, non servo ciò, servo solo per la pensione e l'accompagnamento. Che disse papà? Esso non lo sentevo buono. Niente, disse che si vede che l'ora mia ancora non è arrivata. Ma quando è ammaestrato? Ai, ginocchio la via dere. Avesse un venuto un diavolo a dirmelo nelle orecchie, non ci credeva. Con la via dere che abbia morire giusto a quest'età. Ah, certo, lo caroso. Ah, magari ci campassia fino alla sua età. 80 anni. Che fece Giovanni? Niente fece Giovanni. Papà, mi pare che comincia a capire una cosa pennante. Meglio che me ne vaio. Papà, come amo? C'è che
calmare la tosse. Come veniste con la tua voce? Ma com'è papà? A quello treno venne. Ma perché papà? Che fa? È stato fuori paese. E poi che fa? Si l'ha scordato che ne avete mandora. C'ha domando? Come amo con la tosse? Ah, male. Giova, stavolta vero velazzo. Ma com'è? A come non l'ha stato l'altre volte. Papà, lo sai che faccio ora? Chiamo lo dottore. A così vediamo se la situazione si può fare più tranquilla. Non ne vuoi io camomilla io. Sta qua c'è l'orda, o me ne bevo e basta. E pare che ne capimmo. Va bene papà, niente camomilla. Giova, girate qua, aiutami quando mi so su. Piano piano. Le piedi, prima, le piedi. La coperta di lei. Adesso. Fila là. Mamma sai. Oh ma. Aia. Giova, Ah, come amo lo lavoro da camora? papà, meglio di come vanno le cose, non mi potessero dire. Lo sape l'appalto delle case popolari che io di già sotto? Me l'affidarono tutta mia. Come? Che restaste in mezzo alla via? Ma quale in mezzo alla via, papà? Ci desti che resta mia. Zina lì madura ci stai cangiando, papà. Tutta manodopera, Vero, l'opera c'è a tutti i bagni. Papà, trovavo un operaio massaro, un dalle orologi, travaglia. E come si travaglia? E sape fare tutte le cose. Che ti porta le rose? Ma chi è? Ma quali rose, papà? Operaio travagliatore. Ah, e Giovanni, Ah, di quel figlio, a qua appartiene adesso? papà, un medica, un brusterie. Di dove è? Venni della Tunisia. Lo sape, papà, che ti avevano chiamati extracomunitari? Come è? Che ti sta a falare? Papà, oh papà, mi pare che non sia resta fermo a 50 anni fa. Ormai, papà, non ce n'è conveni, non c'è di farsi meraviglia. Quando possiamo partire per la Germania? Ma quando ne partissimo per cercare travaglio? Ora che so aver bisogno, vieni qua per travagliare. Sì, Giovanni, tu hai ragione, ma di qui a un genere un operaio del paese che ti sta a pigliare che sono giusto travalario. Papà, le picciotte del paese sono tutte impegnate a studiare e per pigliarselo il diploma. E poi travagliare nella la scrivania. Ma io ora papà ci domando, tutti ste picciotte potessero travagliare tutti narrere la stessa scrivania? Giusto? Ci vuole l'allegria. E che so, una allegria. Che su canta e travaglia e canta, ma canta quante di queste cose, ma io non le capisco, però canta. Ah, un savanta. Allora brava va essere. Giovanni, lo sa che ti dico? Sì. Portamelo qua. Così me lo fa conoscere. Quando io travagliavo alla Germania, Giovanni, con le torche travagliava. E le conosco di lui se suo marito o no. Ma papà, ma che ce lo dessi che esso è torco? Io ci dessi che esso è tunisino. Arriri ci abbatte. Papà, possiamo restare fermo a 50 anni fa. Ormai non ce n'è più differenza tra schiavi e padroni, tra bianchi e neri. Papà, zina nella politica, le culura oi sono tutte ammescate. Vero che? Ma tu fammelo conoscere allo stesso. Va bene papà, ora scendo allo candele, ci parlo, ci dico come la vuoi conoscere e ce la chiaro. Giusto. Geno, ma una cosa, la tua figlia Caterina, non è? Che poi mi pare che non l'hai visto. Ma che fa, non c'era Soso? Boh, a me mi disse che aveva studiare, e invece ne c'è. Ah, che pensieri che mi dona sta carusa! Geno, io poi non l'hai visto. Non volessi che la tua figlia si sventa la testa, ne capimmo perché. Giovanni, ma che dici queste cose? Gina, io vedi che te lo dico, che ad India succede la fine dello mondo, perché India per prima sa laureare, e per seconda cosa,
non volessi che la tua figlia Caterina si imbattua la testa per uno di sti picciotti che corrono con le macchine e che ascoltano di musica. Già, Bunucchio, assitati quando faccio te che è polizia. No, caragina, io non mi siedo. Tutti i sacrifici, e prima il collegio, e poi l'università, e poi trovare il lavoro, e ora Icca! Già, Bunucchio, calmati. Quando te che tempo ci parlo io con Caterina e ti faccio sapere in tocca vendetta. Chiuso, Già, mi scordavo a dirti una cosa. Una cosa? E che ci fu? Andura, telefoniamo a Sorugesa. Tosuro? E che voleva? Sapessi tu, stasera Caingia, la famiglia aumenta, si mucchiossa. Come la famiglia aumenta e si mucchiossa, non ti capisci buona? Stasera mio cognato porta a casa madre. Ma come tua madre, G? E posala sta cosa ogni volta, sembra che polizia, Ma te l'avevo detto che Masuro non si è sentito buona? Si a fare una visita all'ospedale e ci trovarono le petti nello fegato. E come se le mangia? Giova, e ora ci vanno a levare. Certo, sono dove da decidere. Ma quindi ora l'hanno operare? Sì, infatti la nipote la va a serva all'ospedale e la manica può restare di da sola. E quindi mio cognato stasera la porta a casa. Però se sta vero. Prima mio padre, ora tua madre. E siamo pronti per rapere nella casa del ricovero. Ma che sei complicato. Io invece dico che tra te sanno a capire. Si fanno tecchia di compagnia. Da lei chiudo sto giova. Io amici che aveva fatto qualcosa per stasera. Papà. Oh papà. Stasera vieni qua alla masogera. Vedi qua, cugitina. Giova me la ricordo. Una bella femmina era tua suocera. Ora nella busta ci murza papà. Ha ragione. Stamattina a Catinda ci sono quando mosche. Ma ne capisse magari una di cui ne capissi una. Oh, cucina capo la luna. Ma sia papà. Che fa se lo scordà che è in capo la luna? Ah, certo, che me le mentre le pantaluna ora. Che ti pare un trammato? Che pare? Sia strammato. Ossia veramente meglio di un picciotto. Una cosa però ci manca papà. L'apparecchio. L'apparecchio per orecchio. Che? L'apparecchio? Che ne fai di un apparecchio? Io mi scando a chiamare da capo. E può sicuro Giova, mi firia la testa. Ma com'è? Un capo la luna con lo messa di ciacchiana e non si scanda. E ora un capo l'apparecchio sì. Va, papà, me ne vai. Prima che possia, faccio al mare e vedere mamma mia. Sì, va bene. Bella madre, a onde ci a venire in testa chi sta ora? L'apparecchio. E anche che me l'ha cata, quello va a guidare l'apparecchio. Io, un me fai. E tu, avanti che si impara a pelare le marce al motozappa, ci vuole che qui ci facciamo un apparecchio. Sabato Canada. Ma come ti senti oggi? Ancora vivo, Chi è? Che diceste? Oh, ogni tanto me lo scordo che è sordo. Lele, vieni qua, Lele. Va bene, Nanà, sia tutto chi tu che vuoi. Pulita! Agaccio! Ascolta, devo dire una cosa. Mi pare che tuo papà a Camadora non si sente buono. Ma va, e che ave? Oh, Lele, mi scanto ma caratello. Mi pare che ha cominciato a strammare. A strammare, ma secondo me capi male. No, ascolta mia che ha cominciato a strammare. Tu sa, mi dice la ballare. Ah, bella macchina. Perciò mi disse che ma va a cattare un apparecchio. Un apparecchio! Sì, piano! Signor
queste cose qua. L'apparecchio, perché non che vola. No, Nanà, secondo me capì proprio male. Lo vedi? Che lo capisci, vedere, ma tu sicura si sente male dopo. Oh, che tutti stiamo diventando strammati. Ossia, che sta di papà? Oh, le vieni qua. Senza volare. Strammati. Ora, lo danno lo sa quali è. E tu me la catta sicura che io conosco qui è. Però, uno va a guidare questo apparecchio. E qual è il problema? Lo guido io l'apparecchio. Da lei come vola, da lei. Ma non terra posa più. E tu guidassi tu l'apparecchio? Certo. Sicura? Allora buona è la cosa. Va bene, Nanà, sa che vi dico? Che con tutti questi discorsi mi state facendo componnere. Chi sei malattia cammisca? Mo che me ne vai. Aspetta. Come sei combinata stamattina? Che so se pantalona che ha messo? Si chiamano jeans. Come si chiamano? Oh, si chiamano cinzi. Ma chi sta bella è? Che ne metti cinzi stampati? Disgraziata tossi, son fosse vista tossi, mi sentessi un guardarosso ancora. No, non è Masuro, mi pareva che era qua. C'è la regina della casa, vieni qua. Saluta lo tonando con la vasatella. Sabana dica, Nanà. Chi ha cadere? Ti vedo strana. Ia, ma che dice? Io non ho niente. Ancora sconto, ti do un dente. Aspetta, che dogno... No, questa no, è buona. Nanà, La pennolita, con questa ti passano tutte cose un anno. Nanà, ma che capì? Ci dissi che non hai niente. Non che mi do le ludente. Ma come? Sei contenti? Non può essere. Taglia come trimi. Ah, fino alle mani tutte bagnate dello sudore. Qualcosa ce l'ha di sicura. Io cercavo a Masuro. C'è a dire una cosa che... Caterina, dimmi la mia. Può essere che ti posso aiutare un anno. Ah, ossia, queste cose non le può capire. Oh, tu lo sai che io ti facessi qualunque cosa. Se una stampa, una fiura, la buona arma della tua nonna già non è. Lo fatto è che... Mamma e papà non lo saccio che hanno con mia per ora. Non mi vogliono fare nascere più. Vero? Sì. Ste fetose. Perché? Anche quando devono fare nascere, tinta buone si sta, niente ci fa. C'è bisogno di fare sta faccia. Lo fatto è Avanti che è. che mi piace un bicciotto. Che ti piacciono le scuoto? Ma dai, su padre, fa picca picca, che se no non hanno. Ma che capena? E che capevo? Io ci desse che mi piace un bicciotto. Ah, che ti facesti zita? Auguri, non hanno auguri. Sogno veramente contenti. E qui è sto fortunato. Ma quale zita, quale fortunato, Nanà? Per ora non c'è niente tra di noi. Saccio che io ci piace e che io piace a mia, ma da soli non abbiamo mai parlato. Che fa sfotte. A chi sta bella è? Come da soli non ha mai parlato. A che siamo le tempi mia con la tua nanna? Che ne tagliavamo tutta la finestra. Arriva un amore a mezzo busto. Caterina, manco sapia le amme due teodoretti magari. Nanà, non zimma le tempi di possia. Mamma padre non è tanto moderno. A chi a te pare con è moderno? Tuo padre è modernissimo. Ora finivo di parlarci io. I due senza confini,
senza né schiavi né padroni, senza cultura. Moderno forse piante cose. Allora, Caterina, facciamo una cosa. Vediamo come ti posso aiutare. No, Nana, non tu mi puoi aiutare. Io sì, però. Vossia, proprio vossia. Ca, l'unica che mi può aiutare forse è il Masuoro. Non muore, Camadora, non muore. Che ti pare che si muore così? Qua, posso morire ora che Topa mi va a cattare una parecchia. Ma che ci dissi, no? Che capè? Ci dissi, come mi può aiutare? Io la studiavo una cosa. Certo. Me lo puoi toccare, Sì. me lo fa conoscere e così tu ci può parlare. Magari fosse vero che giocate. Oh, Caterina, lo sa che io per te facessi qualunque cosa. A me mi interessa la tua felicità, un anno. No, no, io lo saccio che vostia mi vuole bene. Non andiamo a vedere Cadinda in sta stanza. Sì, ascolta un po'. Quando tu vai a lavorare e vedi nascere a tomare per dire a fare la spesa, lo fai a sera dello guaracci e lo porti qua. E così ci può parlare. E se bene qualcuno? E se bene qualcuno non ci sogno io che ta leo, quando tu piccini ti pegli qua. E poi se bene qualcuno può sedere. Come ti pare questa soluzione? Ti piace? Buona cosa così? Mi piace! Ah, certo che mi piace, Nana! Vedi? Grazie. Sì, però Sì. io faccio un favore a te e tu fare un favore a mia. Scondavo. Ma ieri il dottore Troina, molto bastone, e ti fare scrivere queste pennole, però non c'è dire niente a Tomà, che chi da non muore, dice che mi tengo troppo teso. Maria! Io veramente non ci aiuto mai in questo dottore Troina. Oh, Caterina, tu arrivi già e ci dici che ti ci mando io. Cammina. Ma non credo che ci fanno male. Oh, quando domani niente mi fanno, capito? Vanno con dottore. Sì, me ne vai. Bella mare. Quando domani che fa la caruccia? Ai ai. Lei si scanda di sopra e di sopra. Aspetta. Ma io sogno sempre con te. Ai ai. Basta caire. Oh mamma. È felice? Io sono contentissimo. Ai ai, muiecca. Bella madre. Oh mamma. Si scanda tu. Ci piace lo picciuto e si scanda nascere. Mamma. Ma dopo, sopra, sapessi ne sciotto d'India alla sua età. Ai ai. Meno male bene. Ora troviamo questa soluzione studiata e precisa. E gli da così non ne poteva camminare. Ai, ai. Non si leva qua. Tale che... Ai, ai. A meno male che ci vai da nello dottore Troina è un gingologo. Ma però sa andava a mettere le mani. Chiana, che se mi pagate vuole conoscere. Trasi, chiudila la porta. Papà, poi finimmo prima di travagliare, anche perché avesse a nascere col Ginuzza. Comunque, che so è cadere? Con cadere? Non ci senti buono? Ci dissi che so è cadere. Ah,
Piacere. Piacere. Lo ma figlio vedesse che sei strafalario. Io veramente venire Tunisi lavoro qui con il signor Giovanni. Ah, giusto. E tuo padre, come lei è? No, mio padre stare in Tunisi con madre e tre sorelle. So va che bene cardarelle. Allora, papà, papà resta già con la famiglia e lavora già. E non invece aveva bisogno e venire qua per lavorare. E anche studiare. Studiare? Sì. Ale, tu lavori e studi? Sì. Bravo, bravo. Ma papà, non giudissi che picciotto da così canze ne trovano. E ci dico pure un'altra cosa. Si sta pigliando la patente per guidarmi un camion. Certificato Sì, ci abbiamo fare, sì. papà. Vieni qua. Che ti sta pigliando la patente per camion? Sì. E come ora tu da? Non ti potessi tu fare dare dell'apparecchio? Cosa? Beh, chiamate, ce lo faccio sapere. Quando veniste qua, come veniste con la nave o con l'apparecchio? Qua. Tu non possiamo cosa di guidare un apparecchio? Signor Giovanni, papà, che ci dici? Ma quando hai parlato, Giovanni? Niente ci decida. Papà, non andiamo, prima che si fa troppo tardo e poi con la passente la Gina che sempre lava e pulizia. Arrivederci. Cadere! Casomai ci ripiensi, vieni subito qua. Cadere! Stai attento a non cadere per le scale. Bravo, si vede di luci che è un bravo carrozzo. Quando arriva a pigliare sta patente dell'apparecchio, si ma cavallo, se non le chiave, e no, me lo guida. Meglio da così. C'è permesso! Avanti! Compare Carme! Vi saluto, compare! Vi saluto! Che facete qua? Ma come che faccio qua? Avevi una vita come vivo la cazza! Vedete? Come sentite buono? Compare! O mia! Ad aggredare! Che non vi sento buono! Ah, lo disse come vi sentivamo buono! Che capite, compà? Compare! A che sorteggio vuoi mancare voi ora? Che damaggio, compà, ma da fare un piacere, a da parlare tanti chiedi più forti di sta orecchia dritta, che non ci sento tanto buono. Ah, buone ne combinato! Non solo un corpo! Magari sordo ma diventaste! Ah, compà, tu tirai con la vecchiaia, Venite qua, con compare! una macchiere. Venite qua, pigliatemi una sedia! Volete, ah? Adesso, giù! Aspettatemi, poveretto, Quando piglio chi da mia? Pigliate, avete carrevo. Chiamati! Ai. Aspettamone, compare! Ai, Oh mamma! oh mamma. Ai! Arrivassimo, compà. Arrivavo! A questa volta, Compare! La di la vecchiaia! la dissima. Se ci penso quando ci hanno arrivare in anni, triemo! Ma importante, compà, che ancora non ci siamo arrivato. Perciò, compà, niente mi contate. Che siamo assecutati! Oh, chiamate per sordo siete, disse che mi contate, non ci persecutate. Compare! Una cosa di puntare ve l'aglio! E chi? Appena ve la dico, restate con la bocca aperta! Ancora scondo chi è l'offerta? A quando che ce la fece, compà, la settimana passata passare questo onofrio. Quale offerta è grana? Perciò, compare, E chi è? lo sapete che io qua me la passo buona, Oh, che scusaccia, avete una bella onora? non mi manca niente, solo che la manora o ma figlio si mettono in testa
che mi hanno a fare un regalo. E che, compagno? E dicitemelo voi, mai lo potete indovinare. Tale che bella chista, un renale! E che da fare con un renale, compà? Ma può di qui a questi tempi moderni, un possibile un pappagallo! Un pappagallo? Un pappagallo! Lo sapete come si fa? Come si fa? Ora ve lo spiego io. Lo pigliate in terra, puleto, lo spingete, ci rompe la tiglia e non si nietta manco da tiglia. Compa, ringraziando a Dio non hai bisogno né di renala e manco di pappagalli. Ne hai uno nuovo. Chi è sto? Senza ingignato, di che ti smarcati. Tale che bello! Chi la cataste con de popetto? La manovra qui e me lo a catare. Ma che sti teni ora? Tutto caro, di là alla Z. Perciò compa, come vi diceva, Si può sapere chi è? Cavero non mi manca niente, solo che di pigliare si misero in testa che mi hanno regalare un apparecchio. Che diceste voi? Un apparecchio! Mamma, un aeroplano! Sì. Di che tu che vola? Sì, propriamente. E chiamate, compà, a che sto? Dove la da mettere? E dove l'hai in mente? Non ci avevo pensato, vero? Vero, non ci avevo pensato. Nell'oragine che ci va. Ah, cominciava ieri, compà, di tutto ammoso che avete. E se ci serrasse volare? Ah, compà, vero torto siete! E se ci si ramolare come va a volare pure l'apparecchio? Ha ragione, vedi. E un elemento allora. Da lei, compa, che mi spazienziare in zina vecchiesso. E dimmelo una cattare. E se l'hanno a vedere o non l'hanno a mettere. Però, compà, niente cosa ve la dire. Che matateri Chi ora. so, passa la costa. Che dicete? Oh? Dico che ci vogliono le grane per cattare un cosa di questo. Certo. Che ho stato una macchina sicura. Oh, macchine 3 ce ne vinno. Ma può compa, di qui se proprio mi dovevano fare un regalo, non mi potevano accattare una lambrittetta di chissà a cerrotti. Una bella lapa. Sì, almeno io la sapevo guidare, Ci poteva voi in campagna. certo, in del oraggi ceniva e problemi non ce n'erano di sicuro. Vero è, compà. Però niente cosa ve la dire. Ma ci pensate voi a quest'età da buttare parecchio? A fate fare a redere. Compa, a scancio da ridere per mia, piccola rete quando c'è da canare monga con la parete. Io sono un giacchiano che mi scanto. Ma che mica siete forti siete! Gli canari che andavo con voi! E se mi ferri la testa che faccio? Uno da sutta! Ma mi ha chiesto! Nana, è già d'India, che fa un faccio trasere? Oh, Caterina, ma che fu una volta sto che tu capo? Si Carmine, sa banadica. Ti saluto, Manco bella! l'abbia visto, ma va scusate. Sei tanta ingaggianata? Nana, la mamma e lo papà irà a fare una visita. Ah va, che fa, lo faccio trasere? E certo, che la farà aspettare? Corri! Bomba, lo sapete oggi? È la giornata delle conoscenze. Le conoscenze! E che la sperimentare ora chi sta? Sì, Pasqua, Natale e conoscenze. Ma perciò veni dopo San Boleno? Sì. Tu! Si presenta! Ma che ce l'ha detto una volta la patente dell'apparecchio? È strano, vero?
Tu non essere gentile, ma... Però... Parla a me. Sembra da parecchio. Vi conoscevate? Un poco. Lasciami stare. Sono contenta di parlare con te. Io mi de. Mi dite, ma sto imparando a parlare il siciliano? Un poco. Ma permettete di queste cose di famiglia mi aiuto a trovare. Me ne stai uino. Una tagliere, compa. Cata a restare. Ma da aiutare a fare la guardia. Ormai di là ballo ci siete vedendo mo e a ballare insieme. Ah, che a ballare più, compa. Aspettamma che me la feo. Oh! Adesso carose! Non perdiamo lo controllo, che non cadiamo nelle guai. Ma questa è la prima volta che stiamo da soli e sento un'emozione che possiamo mi capisci. Sindela, Caterina, te la dire tutta. Lo tonanno lo capisce che vuole pesce, ma non può essere. E basta. Aspettate. Carose! Carose! Arrivi! Cucù! Visto che l'ho conosciuto benissimo, l'incontro è finito, andate in pace. Amen e così sia. Sì, compa, andate in pace. Mi pare che andesse la messa di Patti Vincenzo. Chi se chida di Patti Iacheno? Scemone! Caterina! Caterina! Chiamate, mamma che c'è? Ora si campa a ballare con me. Forza Carosi, ammucciate. Allora, ascoltatemi pure. Tu, Caterina, su taluletto. Onde vado? Dai qua. Che dici? Io pago un capeggio. Io dove andare? Tu dove andare? Lui dove andare? Dove andare? Vieni qua. Cammina. Lascia preso. Cammina. Vilate Cadiglia. Corri! E che fare, compa? Compa, venite qua. Fermate su portino con teni chiuso. La chiave mi cade. Papà, ha visto Caterina? No, non l'ho visto. Ma puoi portarmi a casa come ci porta? Sei Carmeno. A che facete, mi sa così? A pare che non vedi caro nell'armadio. Vero è, l'orario della pillola. Che no, che fammi la mappegli per favore. Sei Carmeno. A che successe? A me pare inguggiato. No, oggi no. E capitolivano le reni e stava facendo tecca di ginnastica. Sì. Alla sua età mi pare tanto strano. Ma... Papà, ma vostra che sei ancora senza scarpe mese? Ora me le mento. Su taluletto tanto vai. Ah, siamo che ce le piglio io. No! Mamma sai che no! Papà, ma chi ci fu niente figia? Ma te leva di micro, ma ce le piglio. No, cacado, le reni mi scassaste. Non va, pigliatemi le bocche. Chi va a pigliare? Le scarpe su taluletto. Parlate di no. Per andare. Che no! Papà, ma tu sei vostra mia te, ne catigno io vostra. No, per terminare canterra su. Un palestro, compa. Che no! Oh papà, chi c'è? Accompagnami a lui. Ma vostra mi accompagna, mi pare veramente. Adesso. Dai. Che no! Chi c'è Ma ora? fare un favore. Ma ieri alla farmacia. Ma che te? No, niente, so che fare se no vado ad India. E mi piglia la pinnola che me la scordavo nello stippo della cucina, ma... Sì papà, ma io ce le piglio. Ma possiamo stare calmo stamattina? Ma io carmo sono. No, lo vedo. Ma, boh.
c'è, mi scemo che se ne è la mamma. Ma la finimmo di ballare. Oh, questa volta il primo tango finì. Che facciamo? Scappiamo? Oh, ora vediamo che ma fare con ma. Sa Giulia che ma fare? Caterina. Oh, Papà, legali tu le pennole della cucina. aspetta, Mati. Arrivi caie. Caie. Porta carrozzi. Lei sto, Mamma arrivi. ognuno le proprie queste. Lei sto. Dove vado? A zia Putupina, vieni qua. Dove vuoi sto? Tirati sul carolino. Bomba, allo posto, bomba. Lei sto. Bomba. Allo posto. Arrivatemo. Arrivavo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sei Carmelo. Ancora ginnastica fa. A un facimmo che granga invece che tu gioco. Ai ai. Papà, Oh, non ce n'erano pennole da Indra. vero, ha ragione. Allora sa che fare. Appena finire, stavolta mi ieri vero alla farmacia. E me le va a capi, che ti la tosse so. Ma se no poi stanotte la faccio giù e non corcato. Vabbè papà, mo che c'hai ora? Vacci, vacci. Scusa che vuoi va? Corre. Va, Gina. Corre. Caroce, stavolta vero potremmo nascere. Va. 1, 2, 1, 2. Mi scalavo tutte le cosce. Che sonenti è, ora mi passa. Io tu sto cadere, vieni qua, ora. Vieni qua. Rompimmo subito tu sto patto per camminare. Un parto mi aveva venuto. Ma che sto dicendo, Nana? Ma proprio ora che ne stavamo conoscendo. Wow, sono sicura che mamma Patti sta storia non la capesse. Se capace lo licenzia. Com'è? Vieni che arriva papà. Ma ora non licenziare. Aspetta, ma mi stai winning stavolta. Una tagliere con ma. Cava da poveri. Terzo a ballo. Ma chi è? Non sei di sta casa oggi. Ma com'è? Hai una casacchina? Ma papà, ma lo stia c'è almeno. Lei tu, arrivi. Ognuno è proprio posto. Stavolta è giusto, se no, sei troppi. Compa, lei. No, io ci voglio chiusa. Come? Camminate, che mi sto piano. Ci voglio io allora. Ora ci va subito via, chiesto. Compa, lì giù però, compa. Forza, compare. Unghia. 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 Quello ci vai, oh. Preciso. Unghia. Unghia. Ma che piacere vederla! Ti saluto, passati picca che sono sudato! Ma mi pareva con Geranoglio, caoi! No, come c'è una casachina qua! Ma Bonnie è! Un po'. Scusa! Che ci fa? Non si è messo giù che podia cadere! Senti, giù va. Mi pare che lo guarda Robby truccoliava. E lui mi ha mandato. Cosa cadiva? Ma mo allora cataliamo! No, non la sai. Ai ai! Oh mamma! Ma si cade, non ci cadevo! Ma che bella io vantaggio! Oh, mi posso eliminare giù! Oh, il figlio di ma compare! Adesso che grandão! Un dolore per sordo, magari ci può fumata diventare ora, compa! Ma che ci fu? A Carmelo che ci fai? È stato in terra! Ma che fa ancora ginnastica? Aiutami, Gino, spingimbolo! Sì, forza! Oh, fissa! Oh, fissa! Fissa con i genti! Fissa! Papà, ma se ne va a finire il pizzo, la spia! Ma che fa E chi c'è il Cain da riunioni? E che ci fa tutti Carmelo in terra? mai l'indina di giachistura? Quali ero fatto? Siccome via venire la nonna, che fa non la vedeva, ancora non è arrivato.
Non lo vedi che caendo non c'è? Che sei orba? Ah, che torso lì. Ha visto tua sora Caterina? Ave che è nisciuta? Chi sta tua sora mia? Sempre caffettiera chissà. Non me la conta buona. Caragina, io vedi che te lo dico. Se chi sta ne combina qualche guaio, appena arriva ad India, tutti le amme ci stocco, ma stavolta però lo faccio per di vero. Oh, che fame, Sosetta mio, no! Bellina, aiutami a vedere la Ricca, Adagio, volete? Aspettate che piglio una secchia! no, che sta no! Ai ai! Signore, vi ringrazio, mi stavolta arrivato. Buona mi finì, vuole buona. Ma che diventa vecchio ora? Ma tutti i giubiti a finire. E niente mamma, siccome mi fanno male i rini, questa è la posizione perfetta. Ancora anche lo zio Carmeno si stava rilassando i muscoli. Giovanni, sento puzza l'ha bruciato. Cucciere malato! Papà, a cominciare da capire una cosa per Nanda. Giovanni, a chi sta mamma deve essere? E a morire subito da India. Però io non capivo una cosa. Ma tua figlia Caterina non è che ancora non sa visto. Chissà, non me la cumina buona. Ora chi te ne Sì papà, ora vigno! Ma che ci fa chi sto dentro l'armadio di un anno e lo ci calmo non terra? Certo, mi pare che sia, l'ho detto come un telecomando. Ma solo non è. Non è so suero. Volete sapere cosa è successo? Sì. Allora te lo dico io. Un anno, voleva conoscere a cadere. E venne qua. Poi venne la mamma e non andiamo ciammo. Poi venne lo papà, non andiamo ciammo a ridere. Poi lo zio Carmeno cadè. E il resto lo sapete amato. Ah certo, caro, nonno Ruffiano e l'amico Ruffiano. Oh, quale ruffiano è ruffiano? Io per caso passavo di qua e magari mi avevi rubato un terra. Vieni qua, tia. Vieni qua, accompagnami camminare ora. No, ma che te? Aspetta che c'è a dire una cosa. Vede Lelle, io te lo stai dicendo qua? Di tutta sta storia non ha dire niente, né alla mamma e manca lo papà. Perché se lo papà lo scopre, a cadere lo licenzia e a mia non lo saccio come me va a finisce. Ma va bene, sa che vi dico, starò muto come un besce. Bravissimo. Ora vai a tenere cosa fare qualcuno, che sono gennuggio, ve ne venite con mia. Lei, cosa viene con chi da partire? Ma come ci posso venire sta pensata tu? Vero? Aspetta, madre. Caterina, tu piaci a me. Tanto. Dai, su! Ancora calma stare, che non fare nuttata? Sì, lei su, e ti vendi, forza! No, sarà difficile che ci vediamo di nuovo qua, vero? Ah, poi si vede, Caterina! Appena mi arriva l'apparecchio, avete un posto sicuro dove incontrarmi. Non contate più un capo di mia, che se passo di qua mi avessero a stoccare tutte le anni. Va bene, ci calmino, sa che vi dico, siccome io sono in seno, la mi accompagno io a Bossia. Di peggio. Adesso, pulita. Piano piano. Dove siamo inno? Guarda che bella. Pompa! Ne vediamo, ah! Ne vediamo. Facciamo corna. Oh, ci passo gioia di qua. Manco morto. Che vedo! A tempo. Adesso, Lili, adesso! Cadera, non ne vederma! Patente, buono, caduta, patente. Bella madre d'inverno. Speriamo che non si incontrino con ma panne alla porta. La torta! Ecco feci l'anni ogni! Ma quando è torto?
no, ma che ci dissi? La torta. Insomma, che ce ne pare di cadere? Pure tu è. Un poco ne pure in giuro come a San Calorio. Mia, che Ma pure tu è, va. Se tu ti vuoi bene, io lo voglio bene per te. Va bene così? Cadere, ora te ne ieri, che sta venendo la tua nanna e chiama il recetario. Forza, va bene. Grazie, Nanà, solo ora stai capendo quanto mi vuole bene. Sì, cammina. Grazie per tutto. Troppi Anna, disonesta. Amati, quando mi impero sta cosa, almeno la faccio una figura così. È permesso? Prego, avanti, oh, c'è! Concettina, da quanto tempo che non vi vedevo, siete precisa come ve le ricordava. Pare che per voi anni non passano mai. Come siete gentile, ma anche a voi non vi trovo tanto cambiato. No, invece sogno proprio trascurato. Hai stato malato, la tosse, le reni, ma ora mi sento meglio da sa. Pasquale, anche se è passato tanto tempo, diamoci del tuo. Oh, saccio, io mi sento imbarazzato. Hai un litto sconzato, hai stato turcato, insomma. Ma non vado a preoccupare, mia. Anzi, non ti preoccupare, mia. L'importante è che ne facciamo compagnia. Giusto? Allora sa che non ne vedemmo. Vero è, di quando Caterina si cresima, giusto? Prego, Concettina, prego. Assettatevi. Oh, che dico, ci dobbiamo dare del tu. Dico, assettatevi. Ai. Allora, Pasquale, che mi racconti? Oh, Concettina, che devi contare? Tu me la puoi contare qualcosa? Cammini della città. Ma Veramente una cosa di contare di l'aio? che contamilla che sogno curiosa? L'uomo figlio o la tua figlia? Mi vuoi regalare un apparecchio? Un apparecchio? Sì. Di che di cavola? Di che di casona? Oh, che saccio, io dico che va a suonare. Delle curve la va a pesare all'altro apparecchio che sta facendo io, Ma che capisci? Che capivo? Ti dissi di che di cavola? Oh, è certo che di cavola. E lo primo giro tutto lo fanno sempre la combia. Nascitamo da ridere come le persone per bene. Di guidare, guida le linee innanzi. Aspettate già, che te lo fiore tu. Veramente io mai ci ho chiamato un capo un apparecchio. Però con te mi scando. E poi chi c'è il miglior autista della nostra nipotina? A proposito dei nipoti, non già posso raccontarti l'aio. Lo sa, a Caterina ci piace un biscotto. Quello che dico, mentre dugliamo. Allora, a Caterina ci piace un biscotto. Che bella notizia, come si chiama? Cadere. E perché no cadere? Perché devo cadere? Oh no, tu cadere, lui cadere. Meschino, e che si fece? E non niente con te, ma la tua nipote. Chiamati, parlo con te e mi vedo io tutto. Lui si chiama Cadere. Di nome si chiama Cadere, sapete? Ed è Sciafalario. Lui è? Sciafalario, vieni della Tunisia. Ma qual è la preoccupazione? Oh, qual è la preoccupazione? Allora, figlio, non lo sa che tu come è? Che tu vuole che prima Caterina si laurea e poi si può fare zitta. E poi usare tanto piaciuto una via che fare e se ne ha a travagliare naso di Ora che suo tuo figlio capace che lo licenzia ora. Certo, sicura. Cane, andiamo a fare qualcosa. Andiamo a aiutare su due carose. Giusto. Quando l'amore sta nascendo non bisogna ostacolarlo. L'aiuto
aiutiamo un semmola, tu ci sta? Sì, aiutammole. Giusto. Oggi te, Pasquale, dimmi una cosa. Tu ci credi nell'amore a prima vista, nel corpo di Fulvine? no, aspetta, non ti mucchio, carose. Ma perché mi sta facendo questa domanda? Perché? Perché stavolta lo polmine colpi a mia ca. Nello cuore con te. Quando ti vedi trasere di sta stanza, mi sentivo lo cuore svolazzare nello petto con te. L'incudente mi si incuduriaro. Fino alle orecchie mi si stuparo, forse. E ora che ho salto taleo con te. E che ho salto, lo cuore mi svolazza. Pasquale, non ti pare che sta correndo un po'? Chissà, secondo me è la solitudine che ti fa parlare così. Anche se... Anche se? Veramente... Veramente che? Quando ti vedi, ma io lo cuore me lo sentivo svolazzare nello petto. Lo vedi qua? Lo vuole mi colpi di mattina, lo cuore con te. Con te. Pasquale, Che dici? Ne lo facciamo un ballo? ma veramente è da tanto tempo che non ballo. Non lo so se me la fiucchio. Oh, bella amati. Te non far via un ballo, però prima da ballare un'altra cosa te la via vedere. Usa di carose, la mai aiutare vero, un semmola. Sì, aiutammole. Io andura le stavo aiutando a de carose e aveva succeduto un birno. Picci, che faceste? Oh, che da pigliare e me lo porta a casa, picciutino. Cani, sta stanza? Sì. E non ti scandasti che vi ingagliavano? Oh, ascolta, che da me era qua. Si presentarono tutta una a uno, le parenti, pare che lo facevano apposta. Ora che faceste? Come che feci? Abbiamo giusto il tempo, io e ma compare Carmelo, di farla ammucciare. Ma onne? Onne, ora te lo faccio vedere. Da tutto l'ulito, e io mi ci assettavo in capo. E a che non lo pigliamo? E non belammo dell'armadio. E ma compare si ci mette davanti. E la mannavo e se ne un città, come si chiama, di Gina, la prima volta. E poi pigliare e stare campanini. E la mannava a ridere della farmacia. Come se ne piglia e si recampa Giovanni. Ora che c'è ora, Giovanni? All'ultimo si dittero solo una vasatella e poi dopo quando si rivedranno più. Mi pare una storia di chi della televisione.
Clan, andiamo a fare qualcosa, non mi aiutare su cose, a mi convincere di testi di studio della mia figlia e del tuo figlio. Ascoltami, prima di aiutare te, aiutiamo Nenanni. Tu so che te dico? Io andavo prima volta. Ma che fa? Non lo facciamo bello a ballo? E facciamolo sto ballo. Giusto? Al momento adoro la radio. Sempre ci va essere una canzone di che piace a Nanci. Buona. Despacito, respira tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Música inquieta. Met you by surprise, I didn't realize I left my life to change. Saw you standing there. Con te, che dici? Lo facciamo sto setaggio? Ma Che fa un ti piace? no, che c'è? Non è che sto, è che io un po' mi affronto. Per non dire l'Ange, la mia figlia, il tuo figlio. Oh, a tu che ti scandi di te? Vedete, ci penso io. L'importante è che tu mi dici sì. E va bene Pasquale, sì, facciamo un'inzita e come va in seconda? Giusto? Con te, ora che siamo te la posso dare una passata. Ma veramente è da tanto tempo che un uomo non mi bacia. Amate. Ma giusto che se ne zitto una però e di resto cosa ne vedono? Ma che siamo carose che vanno a mammucciare? Oh, signore! Ma ci state come l'anno? Pronto? Sì, sono Caterina. Mi passa Lucia. Ciao Lucia, muoio dalla voglia di raccontarti quello che mi è successo in questi giorni. Sai quel ragazzo tunisino di cui ti avevo tanto parlato? Sì, quello che lavora nella ditta di mio padre. Dopo tanti giorni in cui ci siamo soltanto guardati, abbiamo potuto finalmente unire le nostre mani. Tutto questo è stato possibile grazie a mio nonno che ci ha permesso di incontrarci nella sua stanza. Sì, ma ci stavano scoprendo. Prima è venuta mia madre, poi mio padre. Guarda, non ti dico, stava succedendo un macello. Ma fortunatamente noi ci siamo nascosti e non ci hanno beccato. Però ho notato che Caterra è un ragazzo molto dolce, semplice e mi piace il suo modo di fare. Inoltre io penso di sentirmi attratta da lui. Ma sì, dai. Comunque adesso mi devo rimettere a studiare, se no chi lo sente, mio padre. Va bene, ci sentiamo presto, amica mia. Ciao. Brava! E prossima a me! Papà, era la mia amica Lucia. Lucia! E che ci trasiva cadere con Lucia? È vecchia la verità, da così rindagliarla! No, ma non è come pensi tu. Senti, vedi che io ora t'ammazzo! Ah, sei un caglio! Via, a Caterra lo voglio bene. E una volta per tutte Emilio che lo sa. Ah, lo va bene! E ha lo coraggio in sera di dirmello! Ma io a vecchia non lo voglio sentire più! Certo, tu che vuoi che io sto muta?
Miglio un anno? E tu sei che mi capisci? Eh no, manco Edio mi a nominare. Capi come capivo, Edio ci trase in questa storia. E come se ci trase. E tu è della mia parte, perché mi vuole bene, no come Mattia. Senti, vedi che io non ti ammazzo. Aiuto, ma! Mamma mia! Ma che ci fa questa seggia caricata in cuccio? Spiegatemi che ci fa! A domanda la lasagna della tua figlia che ci può. Caterina, che ci fa? Perché vi state scerriando? Dimmelo! Fatti contare che come l'altro giorno, con i portacca d'India l'altro giorno. Caterina, che come nasce? Dimmelo che ci fa! La sentivo che parlava al telefono, che si sente attratta, che ci piace il modo di fare perché è semplice e glielo portanti in India. Ma co? Ma qu'è? Ma come è, G? Giusto a parlare tunisino. Oro! Ma come può essere sto fatto? Caterina, dimmelo come può! Ma io lo voglio bene e non mi interessa di donniene. Ma come fa a parlare a questo tuo padre? Come dico io? Giovanni, per favore, calmati, zittati! Non lo vede che la tua figlia stasera dura i numeri? I numeri io domani a dare. Appena scendo allo cantiere, prima ci parlo con questo e poi lo spedisco di donne venne. Ma perché che fa lo vuole licenziare? Vedi che la colpa è tutta mia e tu non c'entra niente. Ma Buadeco, ma perché non ne lasciate libere di volerne bene? Chi la ferma? Chi la ammazzata? Giovanni, per favore, ora basta! Ma io una cosa non capivo! Unni si incontrarono! Unni! Come? Io niente vedo e niente sentivo! Casa incontrarono Cadingia. Ora la capivo la ginnastica dello Carmeno e ma paga teneva l'armadio a tipo X. Oh, signore! Giovanni, non vedere che muro! Cari parenti, mi feci cito. E prosita. E qua ce l'ho tutto lo piano. L'angelo traditore. Qui ero, dottore. Papà, mi pare che ossia avere l'antisa a tipo telecomando. Ma di qui a capite? Non si mangia. Se non è ancora ora di mangiare, io e Concettina ce ne andiamo lì dentro, che abbiamo una faccenda cominciata. Oh, dai, lei che bella chissà ora! Tutte e due nella vecchiaia! Sì, vero è, dobbiamo andare lì dentro perché... Onne! Andiamo, Accomodate. andiamo da dita. A divano. Pronte di mangiare, hai una fame? Ma che è sto silenzio? Che succede? Che ave papà? Io niente saggio, niente vedi e niente sentivo. Allele, ma che si vede a una sapitura? Che sogno io, una sapitura! Ma come contate buona, non ha che successo? A ridere, io niente vedi, niente sentivo. Ora venite da io con la tua nanna, Ma certo, ossia niente sapete. Invece, secondo me, ossia è l'unico che a Cadiglia sappi tutte cose. Ma che saggio io? Ma certo, ora non ci senti. La scoprivo la verità. E non ci posso credere che ossia alle sue età mi potete fare tutte queste cose. E basta con questi misteri, hai fame! Vabbè, chiamateli lì, a tu ma niente capisci! Per ora a Caringia non si mangia! Giusto, Gina, per ora a Cadiglia non si mangia. Caterina, vieni qua, siete dalla mia. Grazie nonna, ma mi fa male la testa e preferisco andare nella mia stanza. Scusa. Ogni! Di Cadiglia, bello, non esce inoltre, se prima si chiariscono tutte cose. Ma io già quello che avevo da dire l'ho detto, perciò me ne posso andare. Se ti arrimedi di gioco io te lo dessi, t'ammazzo. E giù per ora calmiamone tanticchietta, fallo per mia! Ah, non lo vede che la tua figlia stasera non ha ragione? No, il a Cadiglia va a restare. Non ne posso più! Senti, Cadiglia suo signore, non ce la metti più bene e non te lo voglio dire più. E io ti dico che lo voglio bene assai. Io ti dico invece che t'ammazzo. Ma
ascoltami, Ossia sasassitta! Ma come fa a parlare così a tua madre e a tuo padre? Come? ha ragione a Giovanni, però ascoltami, Ossia sasassitta! Ma che coraggio ha di parlare così a ridere di qui? Come? aspetta, ma di Giovanni, vabbè, mi Fuori di Roma casa! Sì, me ne vado, perché tanto con te non si può neanche parlare. Caterina, onde te ne va? Caterina, vedi che si innisci della porta? Non trasi più! Oh, signore Giovanni, a chi davvero te ne? Oh, che inverno nella mia casa, che inverno! Non ti preoccupare, Ginuzza, da sicuro appena ci passa l'arrabbiatura torna vinta, Caterina. Onne! Go! Cadendo chi non ci va a mettere più bene! Vediamo se posso contare che ho saia o lo toneseno! Oh, Giovanni, mi pare che Vero sta sbagliando a parlare e sta trattando troppo male la Carusa. Ah certo, ossia la difende la Carusa. Tutto questo successo perché ossia ha fatto un ruffiano per l'aeroplano. Io l'avevo detto che non ne volevo aeroplano. Non ci sente, vero? La scoprivo la verità. E non ci posso credere che possiamo fare tutte queste cose. E tu? Niente a vedere. Io neanche saccio, neanche sentevo e neanche capivo. Ah certo, perché ci saluta un anno, sì. E ora aspetta, visto che mi trasciamo un ballo, a ballo vedrai mai. Ebbene sì. Pasquale, per favore, non dire niente, zitto te. No, con te, lasciami stare che io cose turte non ne posso vedere. E cadiga, ce ne sa cose turte. E non mi posso fare la buca, manco se mi accade l'apparecchio. L'apparecchio? Ma che dici, papà? E va bene, io a Caterina l'ho aiutata e non ne sogno per niente 28. Anzi, come si dice, ne sono fiero. Sentiamo che sta conversando allora ossia. Sì, Giovanni, io lo vedo a cadere ed è un picciotto serio. Sa che sentivo dire? Che cangiarono le tempi, non ci sono più confini, né schiavi né padroni. Lo sa, fino nella politica si ammescarono le colore. Ah papà, ma che fa? Magari mi sfotti. La verità che fa da brucia. Non me le dicesti tu l'anno giorno queste cose, o no? Ma che c'entra papà? L'anno giorno ce le desti. Che c'entra? Bello vedere che stecchetto, un capodanno però, fino a quando non tocca i nostri interessi, vero? Finite di farmela prima. Certo te, e non mi fare imbelugliare, perché sennò mi scordo che non ti dire. Non mi pareva che appostare. Perciò che stava dicendo, io a cadere lo vedi e non l'hai visto una volta sola. E si capisce per come parla che non lo mette una volta sola. Giovanni, vieni qua, spiegami un'altra cosa tu qua. Che bene a dire africano. Quando te ne a Milano, mi contasti che ti chiamavano africano. Io venivo alla Germania e vedemmo africano mi chiamavano. La verità lo sa qual è? Perché ho 7 anni e c'ho africano a divieti. Ma papà, ma che c'entra? Ma non si capisce il colore della faccia che sono africano. E due come sbagli, due alla gente. Non già tagliare il colore della faccia, Giovanni, ma che tu te lo cori. Avete vedere come si volevano bene di carosi e come si tagliavano. Ora, quando potete dire che volete, giusto? Ma io, Concettina e Lillina siamo d'accordo. Io l'aveva detto che ci traseva tu per matone sta storia. Vedemmo io sogno d'accordo. Pasquale mi ha raccontato tutte cose. E mi meraviglio di te, Ginuzza. Come può dare ragione a tuo marito e non già povera Carusa? Giusto, Concettina ha ragione. Ma certo, tutta ragione avete. Tanto ne eravamo a casa, nega come annocchio io. Ma quella che suona stura?
Va vede, va, può essere che la tua figlia che se ne pende è tornata in India. Buono, solo India ci mancava India. Attenti! Vindicata vi raccontare una cosa. Chi vuoi? Un po' passare più tardi. Ma se è una cosa che non posso sapere, me ne vaio. Però, raccontare una cosa. Contala giù questa cosa, Gero, sai che può di qui. Il motivo della mia visita è una cosa che riguarda la famiglia. Che fa un bazzo partia della famiglia? Certo, non sei la figlia di Sparlettera di Masuero, è figlia precisa di India, perciò sei nipote e fa parte della famiglia di Mato. E parla allora. Un attimo come zitto. Ah certo, indennite. Arriva zitto. Sono in pensieri per Caterina. In mentire per Caterina. E perché? L'altro giorno l'ho incontrata e mi parse un poco strana. Caterina è strana. Ma Rosè, perché parla? Allora, la vette e ci disse: Caterina, un stachino. E io devo rispondere: zia Rosetta, vado a fare la spesa. Ah, tutta chi sa la cosa? Alla Carusa non ci va sempre a fare la spesa. Sempre ci va. Ma lo mercoledì pomeriggio, quando tutte le poteri sono chiuse, e chi spisa? Ma subito me la mangiavo la foglia. E ricordatevi che a tutto c'è rimedio, tranne la morte. Tutte cose si possono accomigliare, tutte cose. Tutti chi? Rosa, niente ci fa, spiegate meglio perché ancora non hai capito proprio niente. E io vi saluto che me ne vaio. Oh, ne vieni cade deste, spiegate meglio perché non lo capivo che tu cadeceste. Ehi, giù va, mi scordavo la cucina che vabbè. chiamata e mi ne chiede. Desse veni casi, che ti spiega il motivo del perché della tua visita. Ormai si ca, ed è carino nel scinocchio, a costo che facciamo lottata. Io va, niente ci fa, scusate, io devo andare là dentro. Non mi interessa papà, sta sentarsi più come sia. Io va, non lo so tu, con le pennole che mi veglio, mi viene sempre dei rappi. Insomma, non mi interessa papà, sta sentarsi più come ci deve. Arrivi ciabatte, io va, devo andare a gabinetto. Papà, la va a finire ora, scomerà sto un birno, e ora si vuole perdere lo finale. Un Renale. Ma che c'è nel Renale Cadiglia? Allora Rosè, niente ci fa, spiegate meglio, perché niente ancora a Cadiglia, non abbiamo capito proprio niente. E là a finire questo trasi e nesce e trasi. Ora si ca, e a parlare, parla gioco. Rosetta, forse è meglio che parli. Va bene, ma io non ci colpo niente, me lo stai dicendo. Allistiti Rosè, allistiti. Rosetta, per favore parla, non ti scandare, non ci sono morte. Vabbè, da camora non ci ne morti. Va bene, allora, ve lo dessi che me la mangiavo sta foglia. E che feci? Io ho preso a Caterina senza che ella mi vediva. Brava a cucina. Non parlate di piscina. Pasquale, per favore, vieni in cassino. Non ce la faccio più con te, non la posso tenere più. Tienitilla. E quindi, non se ne è? L'ho vista entrare dal dottore Troina. Moro, la mia figlia dello dottore Troina. Ma la Carusa mai ci ha chiuso. Il dottore Troina, caragina, è conosciuto per certe cose. Di tutte le panne vinno. Moro, già. Basta Gina, è inutile ammucciare lo sole con lo grevo. Caterina è incinta. Moro, già. Ma come poteva essere una cosa di chissà? Come può? Tua fu la colpa, tua che la facevano nascere la sera, tua fu la colpa. Figlio me la fece. Ma magari buono ci viene la pozzia.
Io mi ha detto che non me la poteva tenere più. Io l'ammazzo, io te lo dico che l'ammazzo. Giù va, non ti arrabbiare. Te lo giuro, non faccio più. Giovanni, chiamate, calmati. Ormai che fatto è fatto. Ma poi dico una cosa, Giovanni. Ha giusto giusto in questa casa. Niente, no. Io l'avevo detto che non la poteva tenere più. Io la volevo fare. Ma Giovanni non mi fece leggere. Io la volevo fare al caminetto. Ma quando fu? Lo voglio sapere io quando fu. Ah, come quando fu Giovanni? Ora fu te non ma carazzante fece. Così bello che mi peglio. La Simpsi, la Cipsida, che si chiamano. Papà, non complicasse le cose. Non stiamo parlando di Mossia, ma di Caterina. E come feci da Caruso a fare la scappare? Mai l'abbiamo fatto! Mi misi la maschera in tutto il paese! Ma sì, Giovanni, a tu che la chiatera a tutto il paese! Papà, uno dico io, basta ora parlare da così! Pasqua, per favore, zitto un minuto. Basta, adesso che il latte è versato, bisogna raccoglierlo. Sì, giusto, un minuto la cuoio! Papà! Oh papà! Ma lo vuole capire che Mossia non c'entra niente con chi tu che stiamo dicendo? Ma che come no? Avete ora che avevo detto! Me la feci in cuoio! Ma se si va a cangiare subito! Subito! Mamma mia! Lì, piglialo moggio e studia a casa subito! Aspettate! Che c'è, trovavo tutti tipo parcheggiare l'apparecchio! Ma che mi interessa dell'apparecchio? Dove che c'è qua? Oh mamma, che facessimo? Me la vedi di cuoio, papà! Me l'avevi detto che mi serviva un bagaglio! Non renale! Sei Carmena, solo Mossia ci mancava a casa, si vede. Ai! Caragina, tutto questo successe perché Eggio nella portaccia d'India, Eggio scomerà sto inverno e per colpa d'Eggio fa presentare questo bello piatto. Ia, e che feci io? Giovanni, tuo padre ha fatto quello che riteneva giusto. Mamma, vedemmo Mossia se ci mette ora. Già lo setaggio lo facessimo, ora che nata a comenare. Caragina, non vedi bella minescia in piattaro? Mamma, adesso conto che a vedere i conti sta casa. A me pare che questa famiglia le zittaggi vanno forti. Ora basta Rosetta, mi pare che sto parlando A te. Ormai quel che è fatto, e non c'è più niente da fare. Io però una cosa ve la dire. Pasquale mi ha raccontato tutte cose. C'era fino a Carmenu da India. Sta già con mia lavi. Esce tu Carusi, si dittero solo una vasatetta. Ai. A meno male che mi canciavo. Alle riscavo tutto. Papà, venisse qua. Che mi pare che sia, non ha caputo proprio niente. Chi è Giovanni? La sua nipote Caterina. È incinta. Lo vuoi capire ora? Io niente saccio. Niente metti e niente sentivo. Pasquale, per favore, ce lo vuoi dire tu che è successo l'altro giorno? Oh, Giovanni, io sono una vasatella e ci metti dare. E mi pare che le carose non si fanno così. No, non si fanno così. Ci stiamo attenti apposta. C'era in Gina, ma compare Carmine. Vero, c'è. Le due carose non hanno fatto niente di tutto che state dicendo. Si dicono solo una vasatella. Se lo guangia sfatti, perciò... Papà, ma se l'avete trasato nello dottore Troina? Presente, io l'avete trasato nello dottore Troina. Compreo, che questa epoca moderna, a voi sta una vasatella per restare incinti. Oggi te, che ti senti incinta? Uomo incinta! Caterina, figlia mia. Disgraziata!
disgraziata, che ci sta a fare dello dottore Troina? Ma quale dottore Troina? Dara, mio non mi può negare. Essi, mio dottore, senza dire niente automatico. Ma lo nonno potessi non dire niente alla mamma, ma sicura non lo capiva. Disgraziata. Mami! Disgraziata tu e chi ti ha dato di uno spiccino! Piano, piano! Giova! Papà! Giova! Papà! Mai! Mi ha detto tanto legnati! Giova! Ma dammi perdona, papà! Che Giova, ma che fa? Vai chiamalo il dottore! Pasquale, non me lo stare! no! Ora, papà! Lasciate stare lo dottore qua! Non c'è bisogno! Ormai tutte cose fatte, no? Ascoltate tardamente! Giova! Papà! Perdonare, Giova! Allora, fanno giuramento e poi ti perdono. Tutto che non ti voleva sia, ma facci mazzo! Tutto che non diceva sia! Sicura? Sì, papà! Tutto che non diceva mazzo! Caterina! E Caterina, venite qua! Giova! Giurami! Che se queste parole si vanno bene, tu ci dare la tua benedizione. E che se si vanno maritare, non ci fare contrarietà. Giuramelo. Ma papà, ma che sei troppo però, io non lo posso giurare. E allora non ti perdono. No, papà. E se lo Signore mi chiama, uno senza perdonare. No! Giuracillo, stavo davvero, stiamo venuto qua! Giova, giuralo, Giova, giuralo, giuralo! Va bene papà, ce lo giuro qua davanti a tutti. Giuro che Caterina, so chi vuole fare dello soccorri, io a contrarietà non ce ne metto. E che sto caroso, sto nipote, ce la devo io. Ma quale nipote? E io, Giova, arrivata al suo punto, ti perdono della siggiata che mi dai. Nello nome dello Padre, dello Figlio e dello Spirito Santo. La vista si compa! È arrivata al suo punto. Papà! È arrivata al suo punto. Mi posso suocere. Anche perché la siggiata è un po' così forte. Oh, papà, stava morendo. Caro Giovanni, ogni tanto le bugie ci vuole. Oh, la siggiata vero me la lasci però, solo che diciamo che non può mortale, Geno, non c'è bisogno che va a chiamare lo dottore, che sarebbe io. Ma quale dottore? Ah, io un tipo di pendolo, da momento fanno passare tutte cose. Caterina, siete per il pendolo no dottore Troina? Sì, no, ci llevo. Ma ancora non ce l'hai dato perché voi siete che la mamma non vi a sapere niente. E lo dottore Troina? Ci sei per le pennole dello nonno? Sì, Ma allora che fa? Non sei incinta. ma perché colludesse? Muro, la cucina trovata! Disgraziata, ma dite che la magnata, che mi vedete credere cose che non so! Giova, come potremmo credere all'infamia di chi sta in capo la nostra figlia? Caraccina, la colpa fu tutta nostra! E che deve guardi? La via a dire, un vecchio strambato e mezzo sordo aveva salvato la famiglia dalla tragedia. E poi, potevo morire proprio ora. Se non mi figlio mi va a catare un apparecchio. È stata cosa meglio, che mi fece zitto. Ah, lo vedete? Un micchio in a casa non serve solo per la pensione e l'accompagnamento. Guardi che dicete?
di Figuretti ha presentato la commedia in 3 atti L'Utitaggio di un anno, scritta da Pino e Rita Landro. Personaggi e interpreti: Rosetta, Maria Filomena Longi, Zi Carmeno, Onofre Ingrescin, Lillina, Nicole Nola, Kader, Munir Katus, Caterina, Irene Salamone, Giovanni, Paolino Vitellaro, Gina, Lucia Marina Malta, Concetta, Chiara Grizzanti, Pasquale, Francesco Lobue, Allora, innanzitutto devo ringraziare tutti voi che siete qua presenti e ci avete sopportato. Poi devo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato i locali per poter provare, la God per tutti i pannelli, Gera Mincoia per trucco e parrucco, Simona Grizzanti, Martina Chibaro, Michelangelo Landro, Elena Carruba, Piero Pizzuto, Ninfa Colluri, Emilia Pardi, Salvatore Iannello e tutti i familiari che ci hanno aiutato a montare tutto ciò. E Francesca Salamone, scusate. Grazie a tutti e speriamo di rivederci il prossimo anno con un'altra commedia.